speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni. Ben ritrovati agli amici di Radio Veneto 1, un nuovo spazio di approfondimento per presentare candidati e programmi in vista delle elezioni politiche del prossimo 4 marzo 2018. Nostro ospite in questa occasione, Mario Collet. Ben trovato, grazie per essere con noi. Grazie a voi per avermi invitato, grazie. Mario Collet è candidato capolista per Noi con l'Italia nel collegio plurinominale di Treviso e Belluno per la Camera dei Deputati. Ma Mario Collet è anche sindaco di Follina. Io vorrei partire proprio da qui, insomma, da quello che potrebbe essere un suo doppio ruolo, diciamo così, in Parlamento, ma anche di rappresentante della comunità locale. Ecco, un rapporto tra Stato centrale e autonomie locali che anche e soprattutto nel nostro territorio, come dire, non è sempre funzionato benissimo, Collet. Sì, mi lasci però dire che la vita alle volte ti riserva delle cose così meravigliose come quelle che sono capitate a me, cioè di riuscire ad essere un capolista per l'elezione alla Camera dei Deputati. Dal 1990-80, quando ho mosso i miei primi passi in politica con la mia amata Democrazia Cristiana, mi sono sempre trovato al di là del tavolo, mai al di qua, nel ruolo di candidato. Per cui questo è stato per me un grandissimo onore e vorrei dire che mai me lo sarei aspettato. Come mai mi ero aspettato di diventare sindaco nuovamente del mio comune, perché io fui sindaco anche dal 1987 al 90 nella prima legislatura. E dico che la stessa voglia e la stessa voglia di far bene e di impegnarmi, io la porterò, se sarò eletto, la porterò certamente a Roma e vorrei portare a Roma la mia qualità di rappresentante di questi 148 comuni, perché l'area è talmente vasta che sarà difficile raggiungere tutti gli amici elettori, ma di questi 148 comuni mi preme rappresentare i piccoli comuni come la mia Follina. Io sono convinto che bisogna cambiare modo di fare politica, bisogna promettere quello che si riesce a mantenere, come ho fatto io quando mi sono candidato a diventare sindaco del mio comune. Ho promesso ai miei cittadini che avrei realizzato delle cose che sapevo potevano essere realizzate e posso dire con grande orgoglio che dopo 3 anni e mezzo di mandato amministrativo ho realizzato più dell'80% del mio programma amministrativo. Per cui se sarò così fortunato di raccogliere il massimo della mia vita politico-amministrativa, cioè di scendere a Roma, sicuramente rappresenterò questi piccoli comuni e mi batterò affinché si possano calare a questi comuni delle leggi che siano leggi fatte proprio a favore di questi comuni. Alle volte sembra che poi chi va a Roma non si renda conto di ciò che serve poi alla nostra comunità, ai nostri piccoli comuni per amministrare, ed è quello la cosa più importante. Ecco, appunto, vorrei aggiungere una cosa, proprio perché scendendo adesso verso Treviso la mia ragioniera mi ha chiamato per telefono e mi ha detto: guarda, gli spazi finanziari che avevamo chiesto di poter utilizzare sono stati concessi, cioè all'interno di questo nostro bilancio con i patti di stabilità ci sono dei soldi che non si riescono a utilizzare perché il bilancio non lo prevede. Ecco, noi con la nostra amministrazione abbiamo chiesto a Roma che ci venissero svincolati questi spazi finanziari e riuscirò a realizzare da adesso alla fine dell'anno 3 opere importantissime per il mio comune. 2 che vanno a favore della scuola, il rifacimento dei tetti e il rifacimento di tutti i serramenti, e l'altro sarebbe il completamento dell'area sportiva. Dico che queste sono le piccole cose che servono ai comuni per poter fare delle cose veramente reali.
Lei diceva appunto delle leggi che vadano a favore, a sostegno dei piccoli comuni. In particolare di cosa hanno bisogno i piccoli comuni? I piccoli comuni hanno bisogno di poter utilizzare, soprattutto i comuni virtuosi, di utilizzare gli avanzi di amministrazione che con impegno sono riusciti a mettere da parte. Se più virtuoso sei, meno puoi spendere, allora qui non ci capiamo. Bisogna ribaltare completamente questo modo di pensare e far sì che i comuni possano avere delle disponibilità per poter impegnarsi a realizzare quello che si sono impegnati di fare con i loro cittadini. Va rivisto il patto di stabilità. Va rivisto il patto di stabilità, perché non è possibile che ci siano milioni e milioni di euro fermi in tutti i comuni d'Italia che non possono essere utilizzati. Lei provi a pensare che se venissero liberati questi fondi, quanto potremmo far partire l'economia. Un altro tema, in conclusione, Mario Collet, di cui si discute a proposito proprio dei piccoli comuni, che è stata anche materia di dibattito parlamentare. Qualcuno dice i piccoli comuni sono troppo piccoli, insomma, cioè si parla spesso di una riforma delle autonomie, di una riorganizzazione per aggregare anche i comuni. Come la vede in questo? Qui con me sfondo una porta aperta. Lei si deve immaginare che nel lontano 90 parlavamo già di unificare i 5 comuni della Vallata. Eravamo dei giovani democristiani pieni di voglie e di iniziative, e già pensavamo di unire Miane, Follina, Cison, Revine, Laria e Tarzo. Adesso dopo 30 anni mi ritrovo che stiamo parlando ancora della stessa cosa, e la cosa che mi fa più male è che non siamo ancora pronti per realizzare questo tipo di unione. Ognuno sta guardando ancora troppo ai propri interessi del singolo e specifico comune. Allora staremo a vedere se magari, chissà, nella prossima legislatura qualcosa si muoverà in questo senso. Grazie intanto a Mario Collet, candidato per il collegio plurinominale della Camera di Treviso e Belluno per Noi con l'Italia. Grazie. Grazie a voi. Grazie anche da parte mia per averci seguito. L'invito è ai prossimi appuntamenti dedicati alle elezioni politiche 2018, sempre sui canali di Veneto 1. Speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni.